Ancora un buonasera e benvenuti al telegiornale di Telefriuli. Altissima l'incidenza di extracomunitari nel distretto della Sedia. Gli 11 comuni presi in considerazione in una ricerca evidenziano come negli ultimi 2 anni il fenomeno sia aumentato in maniera massiccia. Un assunto su 7 è immigrato e questo è il risultato di un'indagine effettuata per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal dottor Marco Rioles sui dati attinti dalle sezioni circoscrizionali dell'Agenzia regionale per l'impiego. Nel testo elaborato è emerso il peso degli extracomunitari nelle aziende del distretto della Sedia, a testimonianza che oramai costituiscono una forza lavoro indispensabile ed irrinunciabile per la produzione dei prodotti. Gli anni presi a campioni sono relativi al 1997 e 98, quando delle 6.617 assunzioni, 862 unità era rappresentato da cittadini extracomunitari. La domanda è concentrata nel comune di San Giovanni, seguito a ruota da Manzano. Nella stessa ricerca è stato ricavato uno speciale capitolo dedicato agli extracomunitari con tutte le variabili. Così, in relazione agli assunti, il dato medio scende ad un immigrato ogni 4 lavoratori a Corno di Rosazzo, che rappresenta il caso più emblematico. Un altro dato riguarda il contratto di lavoro che per gli immigrati è quasi all'unisono a termine. Il più diffuso riguarda l'apprendistato, dall'altra parte invece il tempo parziale. Per quanto riguarda le qualifiche, la maggior parte degli extracomunitari, oltre ad entrare in fabbrica con la scadenza del contratto già determinata, viene assunto come stuccatore, saldatore o manovale. Una risposta dunque alta da parte dei cittadini non comunitari, che risolve parzialmente il bisogno di manodopera nei lavori genericamente definiti poco qualificanti, ma di rilevanza fondamentale per la nostra economia. Questo